Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antena 3, entriamo in diretta anche per questo giovedì 13 novembre per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che andremo a Trieste, a Muggia in particolare, lo vedete, è la notizia principale di tutti i siti, non potrebbe essere altrimenti. Questa mamma che ha sgozzato il figlio di 9 anni, lo possiamo vedere anche dal Gazzettino.it, i genitori erano separati, il papà era sotto casa per riprendersi il piccolo Giovanni. La tragedia nella serata di ieri, fra poco saremo in grado di collegarci con Laura Buccarella e avere tutti gli aggiornamenti da parte di Bernardo Gullotta. Tanta la cronaca nella giornata di oggi. Parleremo fra poco di una violenza sessuale su una 91enne da parte di un badante. Andremo per questo a Padova. A Padova parleremo anche di un clochard che è stato ritrovato senza vita nelle scorse ore. Ci collegheremo con Marta Zatta. Insomma, abbiamo tanto da raccontarvi. A Venezia i 10 anni dalla strage del Bataclan, Venezia, città che non dimentica, non può dimenticarsi di Valeria Solesin, ma dovrebbe essere pronta per noi. Chiedo alla regia Francesca Bozza da Roncade. Francesca Bozza si trova a Roncade con la nostra Nicoletta Rizzetto per raccontarvi di un'altra serata d'altissima tensione, ancora ladri in azione. Francesca Bozza, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian e buongiorno ai telespettatori. In questo momento insieme a Nicoletta Rizzetto siamo in via Longhin, San Cipriano di Roncade, un luogo ben conosciuto dai nostri telespettatori perché spesso scenario di furti. Ebbene, anche ieri sera qui, ma non solo qui, perché siamo stati prima in via Eleonora Duse come in via Stradazza, i ladri sono tornati in azione. Delle bande, così ne parlano i cittadini. Ieri sera c'è stato un vero e proprio tantam sui social, nei vari gruppi WhatsApp. Intorno alle 19 è scattato questo allarme furti dopo che una residente aveva segnalato il colpo nella sua abitazione, ladri che avevano rotto un vetro e si erano introdotti in casa. Ma ci sono stati furti anche qui in via Longhin, nei pressi della cantina Nardi. Abbiamo avvicinato dei residenti che ci hanno raccontato di essere stati avvertiti dal cagnolino di casa che c'era qualcosa che non andava. Il marito è uscito con la torcia, ha visto gli uomini fuggire e poi ha trovato a terra uno zainetto in pelle, lo ha aperto e all'interno c'erano delle lame di una sega circolare, probabilmente quelle che vengono utilizzate per aprire le cassaforti, abbandonate dai malviventi nella fuga. Sono zone residenziali ma circondate da campi e quindi dove i ladri trovano una facile via di fuga. E abbiamo appunto imparato che questa zona di San Cipriano di Roncade è spesso nel mirino dei ladri, ancora di più in questo periodo dell'anno quando il buio arriva molto presto. E i cittadini cosa dicono? Sono esasperati. Per noi è un incubo, ci dicono non si può più andare avanti così, non si può vivere così, allora ci si organizza. Lo stesso Cristian Demma, che ha raccolto sulla chat di Furti in Corso tante segnalazioni, racconta è un abuso mentale, nel senso che ormai le famiglie si organizzano lasciando a casa qualcuno, vuoi un nonno, vuoi un figlio, per presidiare la propria abitazione, per evitare che entrino in casa, perché ormai non ci sono più orari. Ieri è successo alle 19, ma vi abbiamo raccontato di furti andati in scena anche nel pieno pomeriggio, e dunque c'è paura, ci si sente insicuri, ci si organizza tra vicini, ognuno guarda la casa dell'altro se si è all'interno della propria abitazione, ma anche se si è all'interno non ci si può sentire sicuri al 100%, perché come ha raccontato la famiglia qui di via Longhin, era in casa, avevamo le luci accese, ci dicono, eppure nonostante questo i ladri sono entrati nella casa, in una casa disabitata che costeggia, che è a fianco della loro abitazione. Il sindaco che abbiamo contattato, il sindaco Donadelli, impegnato nel convegno dell'ANCI, ci dice
quello che possiamo fare, con gli strumenti che abbiamo a disposizione li abbiamo messi tutti in campo, controlli, una grande collaborazione con i carabinieri. Più di questo non possiamo fare, ma siamo ben consapevoli di quanto il tema dei furti sia assolutamente impattante per i nostri cittadini. La situazione è questa, noi continueremo insieme a Nicoletta Rizzetto il nostro giro per capire effettivamente che cosa è accaduto ieri sera qui a San Cipriano di Roncade. Se non hai domande, Cristian, ti restituisco la linea. Francesca, grazie infinite a te Nicoletta Rizzetto, se troverai delle testimonianze noi siamo qui pronti a rientrare in diretta. Adesso subito a Padova vi dicevo di questo ritrovamento, un clochard senza vita, un ritrovamento che è stato nelle scorse ore chiaramente la città è sotto shock. Marta Zatta, buongiorno. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo a Padova, nel posto dove è stato trovato David, un uomo di 58 anni, originario di Schio, è stato trovato senza vita. Una morte in solitudine, perché appunto David era un clochard da diverso tempo. Appunto lui era originario della provincia di Vicenza, ma era a Padova da diverso tempo. È stato trovato senza vita ancora nel suo sacco a pelo. A dare l'allarme è stata proprio Arianna Baldi, volontaria della comunità di Sant'Egidio, ed è proprio qui con me. Arianna, tu lo conoscevi molto bene David? Sì, io conoscevo David e tutti a Sant'Egidio conoscevamo David. Lui era una persona che aveva sempre molta voglia di parlare, sia quando venivamo a fare il servizio in strada il martedì, il giovedì e il venerdì sera, sia durante i pranzi o le cene che organizzavamo con alcuni amici che non hanno fissa dimora. Era facile entrare a contatto con David, costruire un'amicizia. Aveva dei modi magari un po' burberi, però aveva sempre piacere di avere uno scambio, un confronto, di raccontarsi, ecco. Quindi lo shock, insomma, perché fatalità, tu lo conoscevi e sei stata proprio tu a trovarlo. Sì, è stato uno shock ed è stato anche un caso, perché io passavo di qui per andare al lavoro come ogni mattina e guardando ho visto che lui non si era ancora alzato, che era ancora nel suo giaciglio, che insomma comunque di solito loro lasciano molto presto le loro cose anche per non farsi vedere, non dare nell'occhio. Ho visto che era ancora lì buttato a terra e siccome sapevamo che ultimamente non era stato bene, aveva dei problemi di salute, sono passata a controllare e ho capito purtroppo che era morto e ho allertato i soccorsi. E fa male, fa molto male, sia perché abbiamo perso un amico, un caro amico della comunità, e sia perché, come dicevi giustamente, è una morte in solitudine, una morte emblematica della cultura dello scarto in cui viviamo, in cui la marginalità è una condanna. Tra l'altro adesso si avvicina anche la stagione del freddo e per chi vive in strada, insomma, è sempre più a rischio in situazioni del genere. La vostra comunità comunque è al lavoro anche per questo? Certo, noi ogni anno abbiamo delle accoglienze invernali, anche se insomma, ci teniamo sempre a sottolineare che viene chiamata emergenza freddo, ma è una situazione che naturalmente si ripresenta ogni anno, e per noi la sfida e anche il motivo per cui facciamo questo servizio è cercare di accompagnare i nostri amici e le nostre amiche di strada attraverso soluzioni alternative che siano durature nel tempo. In questo periodo dell'anno però è assolutamente cruciale ancora di più trovare dei posti in cui chi fa vita di strada possa essere al caldo e possa essere al sicuro, perché ancora di più che durante il resto dell'anno, insomma, l'inverno uccide e ne abbiamo già avuto la prova a novembre. Ecco, va detto che David è stato trovato senza segni di violenza sul corpo, quindi tutto farebbe pensare appunto a una morte naturale, visti anche magari i problemi di salute che aveva negli ultimi tempi. Per il momento da Padova è tutto, a te la linea. Grazie Marta Zatta con Federico Cibotto da Piazza De Gasperi a Padova. Noi rimaniamo nella città del Santo per una vicenda davvero sconvolgente. Parliamo di abusi sessuali su una donna di 91 anni. Nei guai c'è il badante che è stato scoperto dalle telecamere installate nell'abitazione dalla figlia.
Una telecamera installata come semplice strumento di sicurezza si è rivelata fondamentale per proteggere un'anziana di 91 anni, svelando una scena alla quale una figlia mai avrebbe voluto assistere. Collegata in diretta dal suo cellulare, la donna ha visto la madre a letto con accanto il badante, un 63enne di origine rumena, in atteggiamenti che non lasciavano spazio a dubbi. Scioccata, ha interrotto la scena usando l'altoparlante della videocamera e si è precipitata a casa. L'uomo è stato immediatamente allontanato mentre la figlia ha sporto denuncia. Ora sul caso indaga la procura, che ipotizza il reato di violenza sessuale. A coordinare l'inchiesta è il sostituto procuratore Sargiodini. La polizia ha già acquisito le immagini e alcuni screenshot che mostrerebbero entrambi parzialmente svestiti. La donna, anziana, fragile, con problemi di lucidità, sarà sottoposta a una perizia medica per chiarire se fosse consapevole di quanto accaduto. Il badante, assunto tramite un'agenzia, descritto finora come persona affidabile e consapevole delle telecamere che lo riprendevano, ha negato ogni accusa, ma è rimasto in silenzio di fronte alle immagini. Gli inquirenti stanno verificando anche i suoi precedenti impieghi per capire se emergono episodi analoghi. Sempre a Padova per un gravissimo episodio di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri l'hanno trovata per strada in lacrime con forti dolori alla schiena. Ha trovato il coraggio di chiedere aiuto e chiamare il 112, una donna che vive a Padova, che dopo l'ennesima lite banale era stata picchiata dal marito davanti ai suoi figli. Domenica sera la donna non aveva retto ed era fuggita, contattando poi subito i carabinieri. Allertati dalla centrale operativa, i militari della compagnia di Padova hanno soccorso la donna e raccolto la sua testimonianza. Il litigio era iniziato per un nonnulla. Il marito, 47 anni, originario dell'Est Europa, aveva reagito prendendola per i capelli e buttandola a terra. Dell'episodio è stata informata la Procura della Repubblica di Padova, che ha disposto la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare per il 47enne, provvedimento convalidato dal GIP. L'invito alle donne che vivono situazioni simili è quello di chiedere aiuto sempre contattando il 112 o i centri antiviolenza al numero 1522. Così dunque a Padova, vi ricordo, vi ripeto, fra poco andremo a Trieste, a Muggia per l'orrore in famiglia con quella donna che ha sgozzato il figlio di 9 anni. I fatti sono avvenuti nella cittadina rivierasca nella tarda serata di ieri. Il caso è in mano alla squadra mobile della questura di Trieste. È stata fermata una donna, una madre 55enne di origini ucraine. Chiaramente avremo tutti i dettagli e gli aggiornamenti in diretta. Ci collegheremo fra poco con Laura Buccarella. Ma noi ritorniamo sui fatti di lunedì sera, sulla sparatoria sconvolgente di Mogliano Veneto, perché resta in carcere il trentenne albanese di Mestre che ha sparato 3 colpi dopo lo scontro a coltellate. Ha anche reso delle spontanee dichiarazioni. Rimane in carcere il trentenne albanese domiciliato a Mestre, pregiudicato e irregolare nel territorio nazionale, che armato di pistola lunedì scorso ha esploso 3 colpi di arma da fuoco a pochi passi dal liceo Oberto durante una violenta rissa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia non ha risposto alle domande del magistrato, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee. Lui ha sostanzialmente spiegato il motivo per cui ha usato quell'arma a mero scopo difensivo dopo aver subito l'aggressione da parte di 4 soggetti, peraltro e non 3 come originariamente si era detto. Dal video si vede che sono 4 soggetti che aggredivano il mio assistito, lo zio e l'altro amico, e dice che nel momento in cui ha visto che appunto c'erano questi coltelli e che lo zio era stato gravemente accoltellato, ha deciso di prendere questa pistola, di tirarla fuori e sparare dei colpi. In ospedale lo zio del trentenne, operato la stessa notte dell'aggressione, e un amico che potrebbe essere dimesso nelle prossime ore e per il quale potrebbe scattare un fermo. Una rissa sanguinosa scoppiata verosimilmente per una donna. Nessun motivo legato alla droga, ci spiega il legale del trentenne. A fuggire dal luogo della violenza 4 connazionali. In un video è stato ripreso istante per istante il litigio finito nel sangue. Dal video emerge l'arrivo di tutti i soggetti coinvolti, che vengono ripresi anche in maniera assolutamente nitida.
si vede l'inizio della colluttazione, dopodiché la scena si sposta fuori campo, quindi si perdono le fasi salienti, diciamo, di quella colluttazione. Si vede poi oggettivamente il mio assistito con l'arma che esplode quei colpi d'arma da fuoco, non all'indirizzo, lo ribadisco, questo è importante, dei contendenti, ma solo al fine di disperdere, diciamo, la folla. Dopo aver esploso i colpi con una pistola a salve clandestina ma modificata per sparare, il trentenne è stato raggiunto dai 4 albanesi che con un calcio lo hanno disarmato e poi lo hanno colpito con un coltello. Poi sono fuggiti. La custodia in carcere è motivata dal pericolo di fuga e reiterazione del reato. L'uomo è accusato di rissa, detenzione abusiva di arma, danneggiamento ed esplosione di colpi. L'avvocato Serpico ha già annunciato che farà ricorso contro l'ordinanza. Subito a Trieste con la nostra Laura Buccarella a Muggia per quel fatto sconvolgente, la mamma che ha ucciso il figlio di 9 anni. Laura, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Sì, davvero hai detto bene, è un fatto sconvolgente. Una mamma di 55 anni di origine ucraina ma residente da tempo qui a Muggia in provincia di Trieste ha ucciso il suo figlio di 9 anni con un colpo di coltello da cucina alla gola nell'abitazione che vedete alle mie spalle qui in piazza Marconi nel pieno centro di Muggia. Si tratta di una donna che era seguita, come ci ha riferito prima il sindaco di Muggia Paolo Polidori, dai servizi sociali, delle politiche sociali del comune, ma anche dal centro di salute mentale, ma era una situazione difficile, ha detto il sindaco, ma non drammatica, che non lasciava perlomeno presagire un epilogo così terribile. La comunità qui è davvero molto scossa, è davvero sconvolta. Sentite in sottofondo ancora i rintocchi delle campane a lutto. Poco fa si è svolta una piccola commemorazione che il sindaco ha subito voluto per questo povero bambino ucciso appunto dalla madre qui proprio in pieno centro a Muggia, per far sentire la vicinanza della comunità, della piccola ma assolutamente partecipe comunità di Muggia. Abbiamo proprio qui vicino a noi il sindaco Paolo Polidori. Buongiorno sindaco, una giornata davvero drammatica e molto triste. Sentiamo ancora le campane a lutto della chiesa parrocchiale qui in piazza Marconi. Sì, giornata terribile, una tragedia immane, ma vediamo la parte positiva, seppur piccola, il fatto che tutta la comunità di Muggia si è stretta intorno a questo bimbo, e quindi non solo qua in piazza ma anche nelle scuole e in altri posti, quindi c'è stato questo minuto di raccoglimento e quindi ringrazio tutti ovviamente per la partecipazione. E il lutto cittadino durerà tutta la giornata, ma questo è un minimo segno di vicinanza soprattutto a chi resta, perché c'è il papà il quale che era tantissimo legato al figlio, ma anche i compagni di classe e tutti gli amici. Ringrazio anche il Muggia Calcio perché aveva appena ripreso a fare gli allenamenti dopo un anno di interruzione, per cui questo è il segno l'unico segno che riesco a vedere di positivo in questa bruttissima giornata. Una bruttissima giornata. Lei ha detto che la signora e un po' la famiglia era seguita anche dal tribunale per una difficile separazione, ma la situazione non sembrava davvero così estrema. Assolutamente, seguiti da tanti anni poi, tra l'altro, per cui penso che li conoscessero veramente bene, e quindi in accordo anche col Tribunale si stava proseguendo su un percorso difficile ma non drammatico, difficile di separazione come ce ne sono tanti altri, e su questo ovviamente mi fermo per quanto riguarda la competenza mia come comune, come amministrazione, per quanto riguarda i servizi sociali, e non voglio entrare in altre considerazioni che estrapolano da quella che è la competenza del comune.
Assolutamente. Allora grazie al sindaco Paolo Polidori e concludiamo dicendo anche che la signora, appunto la donna di 55 anni è in stato di fermo in questo momento, è stata portata via appunto dalla Polizia di Stato che è intervenuta ieri sera tardi dopo la segnalazione appunto dell'ex marito che non riusciva a mettersi in contatto con lei perché nella separazione il tribunale aveva affidato il bambino, il piccolo Giovanni l'aveva affidato al papà, però appunto ieri era stato così accompagnato dalla mamma nella sua abitazione e doveva essere appunto restituito al padre, ma il padre stesso non riusciva proprio a mettersi in contatto con la donna. È stato lui quindi a sollecitare le forze dell'ordine che sono entrate dalla finestra all'ultimo piano dell'appartamento e hanno trovato appunto il bambino purtroppo già morto, probabilmente da ore, mentre la donna era in forte stato di shock e aveva anche tentato un atto di autolesionismo. Questi dunque i fatti di Muggia, una dinamica che purtroppo è già molto chiara nella sua drammaticità, nel suo essere davvero una notizia molto tragica, come dicevate giustamente da studio. Per il momento quindi è tutto e vi restituisco la linea. Grazie Laura, penso che questa immagine, quella che avete visto, di questi fiori accanto ad un giocattolo, siano le più significative e emblematiche delle ore di dolore che sta vivendo Muggia. Torneremo su questo delitto nei prossimi minuti con tutti gli aggiornamenti di cronaca anche da parte di Bernardo Gullotta, collega sempre della redazione di Trieste. Un altro dramma familiare ci porta a Conegliano, fortunatamente senza esito letale, un 19enne che ha accoltellato il padre nel sonno. Ero via ieri, sono stato stamattina una botta, non so cosa che sia successo. 2 coltellate al torace, la richiesta di aiuto della moglie, la corsa in ospedale dove è stato operato d'urgenza e dove rimane ricoverato. La vittima è un 66enne, a sferrare i fendenti il figlio di 19 anni. L'uomo è stato colpito nel sonno mentre stava dormendo nella sua villetta di Conegliano. Dai racconti dei vicini, una violenta lite era già avvenuta una ventina di giorni fa, poi tutto era rientrato. Conosce bene, sì. Certo. Abitano di fronte e che li ho visti nascere, li ho visti a giocare il pallone davanti in strada, che erano, posso dire, veramente bene, anzi posso dire di più perché mi salutavano proprio con amore. Un papà, lavoratore anche adesso. Tutto da stabilire il movente, mentre il ragazzo, che dopo la violenza si era allontanato a piedi, è stato rintracciato e fermato nel centro di Conegliano dai carabinieri. Ora il 19enne è in carcere con l'accusa di tentato omicidio, in attesa dell'udienza di convalida. Il coltello non sarebbe ancora stato ritrovato dai carabinieri. E c'è poi il delitto di via Castelmenardo nel dicembre scorso, la morte violenta di Francesco Favaretto, uno dei minori coinvolti in quella brutale aggressione che oggi ha 16 anni ma all'epoca dei fatti 15 anni, è stato condannato a 8 anni. Nel tardo pomeriggio di ieri la sentenza da parte del Tribunale dei minori. Il ragazzo era accusato di aver colpito Favaretto alla schiena con un coccio di bottiglia. La vittima, il 22enne, morì dopo 11 giorni di agonia. Il 3 dicembre altri 5 minori saranno a processo, mentre ci sarà l'udienza preliminare al Tribunale ordinario per i maggiorenni. Ai nostri microfoni parla il legale del minore, l'avvocato trevigiano Fabio Crea. 8 anni appunto, è stato riconosciuto da parte del giudice il concorso in omicidio aggravato e in rapina aggravata. Come mai una pena così contenuta per un omicidio?
Ma hanno inciso molto il riconoscimento delle attenuanti generiche in via di prevalenza rispetto alle aggravanti, anche la minore età del minore ha inciso. Devo dire che vi erano alcuni aspetti e ci sono alcuni aspetti molto importanti che appunto soprattutto quelli di natura peritale sulla capacità e sulla ferita all'emitorace sinistro, che noi riteniamo non sia stata concausale dell'omicidio, che evidentemente saranno materie da trattare, argomenti da trattare in appello, ma che forse hanno posto il giudice in una condizione di particolare riflessione, quindi ha ritenuto evidentemente di applicare una pena contenuta per i due reati gravi che sono contestati. Avvocato, quindi ci sarà un appello? Sicuramente ci sarà un appello, probabilmente entro la primavera, e riproporrò ovviamente tutte quelle che sono le questioni importanti che ho proposto già in primo grado e che evidentemente anche il giudice aveva ritenuto importanti, proprio perché ha dato ingresso in un giudizio abbreviato a due perizie che inizialmente non erano state ipotizzate da parte della pubblica accusa e dal giudice stesso. Ha parlato con il sedicenne, ha potuto parlare, che cosa le ha detto? Ma devo dire che tecnicamente e ovviamente non è molto, non è in grado di capire esattamente tutti gli aspetti tecnici, e sono tanti degli argomenti che sono posti davanti alla valutazione del giudice. Quello che più concretamente lui percepisce è gli anni che sono stati irrogati, pensava fossero già definitivi, gli ho spiegato che la strada processuale è ancora lunga perché c'è il processo di appello ed eventualmente anche la Cassazione, quindi da qui al momento della definitività della sentenza passerà ancora tempo e valutazione di altri giudici. Lui ora dove si trova? Sempre in carcere a Santa Buona. 10 anni dalla strage del Bataclan, Venezia non dimentica Valeria Solesin. Ci colleghiamo con la nostra Ilaria Marchiori proprio da Venezia. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete alle mie spalle ci troviamo proprio di fronte al ponte di San Giobbe, quello che fu dedicato a Valeria Solesin. Tra l'altro non è stata l'unica dedica in onore di Valeria, che ha perso la vita nella strage del Bataclan quel 13 novembre del 2015, perché in suo ricordo sono state intitolate anche aule universitarie, e tra l'altro proprio qualche giorno fa Valeria è stata ricordata nel corso della giornata delle lauree in piazza San Marco. Qui insieme a noi c'è l'assessore del Comune di Venezia Paola Marra, che ricorda bene quel giorno, ne stavamo parlando proprio poco fa, ricorda quello che poi il Comune ha voluto fare in ricordo di Valeria negli anni successivi, ma poi anche nei giorni successivi, con quella fiaccolata toccante in piazza San Marco. Sì, è stato un momento veramente particolare, un momento in cui senti unita la comunità. Mi ricordo quella sera, tutte quelle candele, quel silenzio quasi irreale che illuminava la piazza. Noi, chiaramente, il nostro sindaco si era attivato immediatamente. Poi c'è stata anche la camera ardente nel salone di Carlo Redan, poi è stata intitolata una tribuna allo stadio, e poi da assessore alla toponomastica chiaramente ho portato avanti la intitolazione di questo ponte a Valeria Solesin, un ponte che favorisce il passaggio degli universitari. Qua ci troviamo a San Giobbe e lei tanto aveva dato all'università e tanto stava facendo nei suoi studi dedicati alla condizione femminile alla Sorbona a Parigi. Assessore, lei ha detto che per Venezia, per comunque il Comune, è stato un po' come vivere un 11 settembre. Sì, decisamente ci siamo trovati sorpresi in una tragedia mondiale, una tragedia però familiare e che ha toccato intensamente, come si diceva prima, tutta la città. È chiaro che perdere una figlia per un atto terroristico così è
impensabile, ma non è impensabile, e i genitori purtroppo e il fratello ne subiscono le conseguenze immediate, però è stato uno shock per tutta la città, che ha partecipato anche con è stata molto partecipe nella cerimonia anche del funerale di Stato con il presidente Mattarella. Per noi è stato un ricordo la bara, abbiamo appoggiato tutti una rosa rossa in ricordo suo. Veramente è impensabile e irrealizzabile finché non ti arriva vicino. Ecco, questo credo che sia stato uno shock per tutta la città, e anche tutte le manifestazioni di affetto successive, le intitolazioni, i ricordi, le manifestazioni adesso a 10 anni rendono merito alla sua breve vita, ma una vita intensa dedicata a studi universitari, aperta, solare, come hanno voluto ricordarla anche i suoi genitori. Ecco, e vi ricordo che proprio domani mattina qui nei pressi del ponte dedicato a Valeria Solesin, nel ponte di San Giobbe, alle 9:30 ci sarà una commemorazione proprio in memoria di Valeria Solesin, a cui presenzierà il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il fratello di Valeria Solesin, Dario, qui alle 9:30, oltre ovviamente anche alle autorità civili. Grazie all'assessore Paola Marr. Qui da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie per questa testimonianza a 10 anni dalla strage del Bataclan. Noi ritorniamo per la cronaca a Padova per parlare di furti, in particolare di furti sulle auto, di auto cannibalizzate, questo è il termine che possiamo utilizzare, così la nostra Chiara Gaiani dal quartiere della Sacra Famiglia. Ennesima notte di razzie alla Sacra Famiglia, quartiere piuttosto centrale della città di Padova. Nel mirino 2 BMW che sono state cannibalizzate. La prima, una X3, è stata ripulita di tutta la parte elettrica all'interno della vettura e del volante. Pensate, non si vedeva assolutamente niente, e i proprietari sono saliti questa mattina trovandosi la sorpresa. Quest'auto era addirittura all'interno del condominio. Nel mirino poi anche una X1 e il malcapitato proprietario, che tra l'altro aveva anche un impegno di lavoro, se l'è trovata così. Ma ci sono anche tutta una serie di furti che stanno preoccupando le persone che vivono qui. Brutto risveglio stamattina. Sì, all'incirca verso le 7:30 insomma sono sceso e ho notato subito che mancava il volante, una plancia e con il vetro rotto, insomma, quindi hanno portato via un po' di cose, insomma, ecco. Avevo già sentito che in questa zona qui, insomma, era già successo, però sai, non aspetti mai che possa succedere a te, insomma. Però alla fine è successo e ecco, niente. Ha calcolato quanto potrebbe essere il danno? Va all'incirca sugli 800 euro, secondo me. Che effetto le ha fatto vedere la macchina senza volante? Beh, all'inizio sono rimasto un po' senza parole, insomma, però veramente sono rimasto malissimo, anche perché avevo un appuntamento molto importante oggi e non sono potuto andare. Amen, dai. Stanno facendo di tutto. A me hanno portato via la borsa davanti al cassonetto, ma è la terza persona nello stesso giorno che hanno portato via la borsa. Il giorno che hanno preso la borsa a me in macchina, in un secondo stavo buttando via la spazzatura, cioè una borsetta di plastica. Un minuto. È da 2 settimane che qua in quartiere non si vive più, perché via Livorno sono andati i ladri a rubare, poi sono andati in via Palermo, hanno portato via soldi, oro, minacciato, mi sembra anche su un appartamento che sia stato minacciato anche le persone. Che è sempre stato un quartiere molto tranquillo, ma ultimamente se ne sente di tutti i colori. Lutto tra Padova e Castelfranco, in realtà in tutto il Veneto. È morto a 79 anni Piercarlo Muzio, primo direttore dell'Istituto Oncologico Veneto, lo IOV.
È stato tra i fondatori dello IOV e fu chiamato a dirigerlo nel 2005 quando venne istituito. Lutto nel mondo della medicina padovana, è morto all'età di 79 anni il professor Piercarlo Muzio. 20 anni fa venne nominato commissario straordinario del neonato Istituto Oncologico Veneto e poi ne divenne direttore generale fino al 2013, facendolo diventare uno dei più importanti centri per la cura dei tumori in Veneto. Il professor Muzio era laureato in medicina con specializzazione in radiologia, materia che insegnò anche all'università. Era stato membro dell'Unione Europea dei Medici Specialistici, del Ministero della Salute, vicepresidente della Società Italiana di Radiologia e aveva fatto parte del Consiglio Superiore della Sanità. Un grande maestro, l'ha definito Giuseppina Bonavina, fino a pochi mesi fa direttrice generale dello IOV. Muzio da tempo soffriva di una grave patologia. Nelle prossime ore verrà definita la data dei funerali. Ritorniamo al mezzogiorno drammatico che si è vissuto ieri in pieno centro a Treviso con un noto avvocato 66enne, Marzio Caliano, che ha accusato un malore che si è rivelato fatale. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo anche da parte dei dipendenti comunali dell'anagrafe. Si è accasciato all'interno dei nostri uffici cercando aiuto e, a dire il vero, l'ho anche trovato nei nostri dipendenti che, mi preme sottolineare, sono stati davvero bravi e pronti a soccorrere questa persona in attesa che arrivassero i soccorsi. Si è tentato l'impossibile per salvare la vita a Marzio Caliano, ma per l'avvocato 66enne, molto noto a Treviso, non c'è stato nulla da fare. Nemmeno l'intervento tempestivo degli operatori del SUEM 118 ha scongiurato il tragico epilogo. Sono le 12:30 in piazza Rinaldi. Pare che il professionista si trovasse in sella alla sua bici quando ha accusato il malore, che poi si è rivelato fatale. Mi sto sentendo male, le poche parole pronunciate ai dipendenti comunali del servizio anagrafe e stato civile, ufficio affacciato proprio sulla piazzetta. È qui che, mentre un funzionario ha praticato il massaggio cardiaco, un suo collega ha allertato i soccorsi. C'è stata una risposta comunitaria che è risultata inutile alla fine, però pronta nelle competenze. In piazza Rinaldi, a supporto degli operatori e visto l'iniziale clamore, sono intervenute anche le volanti della polizia. Amante della musica classica e di Bach, Caliano, che non esercitava da un po' di tempo, era specializzato in diritto civile. Devo dire che i dipendenti del comune sono stati davvero encomiabili, tant'è che ho voluto personalmente ringraziarli, però voglio portare in primis la vicinanza e fare le condoglianze alla famiglia dell'avvocato che purtroppo non ce l'ha fatta. Ritorniamo a Muggia per quel fatto terribile. Ci siamo collegati poco fa in diretta con Laura Buccarella, adesso con il servizio di Bernardo Gullotta ripercorriamo quegli attimi drammatici e concitati. Si è consumato qui a pieno centro di Muggia, nello stabile alle mie spalle, il civico 3 di piazza Marconi, questo infanticidio. Una donna di 55 anni di origini ucraine ha sgozzato il figlio di 9 anni all'interno dell'appartamento, come detto, in pieno centro di Muggia in piazza Marconi. Una dinamica che ha mandato in profonda tristezza la cittadina di Muggia, uno scoramento anche da parte del sindaco Paolo Polidori, un'incredulità per un gesto così efferato e così orribile ai danni di un piccolo di 9 anni conosciuto nella comunità muggesana. Il fatto è da ricercare all'interno di una situazione familiare delicata e per certi aspetti complessa. La donna era seguita dalle politiche sociali del comune di Muggia. L'allarme è scattato attorno alle 22 di ieri, quando il padre, un uomo triestino di 58 anni, non riuscendo a contattare né il figlio né la madre al momento della riconsegna prevista per le 21, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti delle volanti e del commissariato di Muggia, con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento e hanno rinvenuto il corpo del bambino, che presentava ferite da arma da taglio al collo. La madre era in stato di shock e con tagli alle braccia. È stata soccorsa dai sanitari e portata all'ospedale di Cattinara. Le prime indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica e condotte dalla squadra mobile con il supporto della polizia scientifica, hanno permesso di attribuire le responsabilità del gesto alla donna, che avrebbe tentato anche di togliersi la vita. Il nucleo familiare, come confermato dalla questura, era seguito da anni dai servizi sociali del comune di Muggia. Una storia di quelle che
mai si penserebbe che finisse in questo modo. Avevo parlato subito stamattina, abbiamo già avuto una riunione con i servizi sociali e quindi una situazione seguita ma non drammatica, per cui anche loro sono rimasti assolutamente spiazzati da questo dramma. Purtroppo una tragedia che ovviamente toccherà tantissime persone. Adesso ho detto subito, visto che la notizia sta andando avanti a una velocità impressionante, ovviamente di cercare di tamponare con i compagni di classe, con gli insegnanti, con il papà, e quindi cerchiamo di stare vicini il più possibile a chi ha bisogno in questo momento. Il bambino viveva con il padre dopo la separazione dei genitori, ma frequentava regolarmente la madre secondo le disposizioni del tribunale. Oggi la donna si trova nella casa circondariale di Trieste in attesa delle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria. Attivato anche un servizio di supporto psicologico per la scuola frequentata dal piccolo, per offrire assistenza ai compagni e agli insegnanti colpiti da una tragedia che ha scosso profondamente l'intera comunità. Lo avete visto, sul posto ci sono per noi Bernardo Gullotta e Laura Buccarella. Fra poco saremo in grado anche di farvi sentire delle testimonianze raccolte, delle testimonianze chiaramente drammatiche. Noi adesso andiamo nel Vicentino con Luisa Bertini. È un po' il leitmotiv, soprattutto in questi giorni, furti, ce ne sono tantissimi in tutto il territorio, in tutto il nord-est. Qui con Luisa Bertini siamo a Costabissara. Costabissara, tra le tante zone colpite dai raid, dai furti in abitazione, siamo in compagnia con Valentina Volpon perché anche qua sono passati qualche giorno fa. Ecco, ci racconta la sua esperienza. Voi non eravate in casa, cosa è successo? Noi eravamo usciti e ci sono entrati i ladri in casa, è suonato l'allarme. Per fortuna i nostri vicini che erano a casa e con cui abbiamo un buon rapporto sono stati allertati e li hanno messi in fuga, anche se ormai avevano già fatto razzia. Vi hanno portato via un po' di tutto, lei mi diceva avete trovato una gran confusione in casa. Ci hanno portato via un po' di tutto, borse, gioielli, soldi, un po' tutto quello che potevano portare via, sia al piano di sotto che al piano di sopra. Noi abbiamo raccolto anche un suo alert, lei ha postato sui social che cosa hanno portato via in modo particolare che lei vorrebbe ritrovare? I lavoretti fatti dai miei figli, perché li tenevo un po' sparsi su tutte le borse, sullo zaino che mi è stato rubato e sono ricordi che non tornano più. E la cosa bella è che lei ha già avuto un riscontro proprio da questo appello lanciato sui social, perché qualcuno addirittura da Altavilla l'ha contattata per restituirle che cosa? Esatto, Plastic Free stava facendo una giornata di volontariato, hanno trovato alcune mie cose, c'era la fotocopia della carta di identità, mi hanno rintracciata e mi è stato restituito un paio di lavoretti dei miei figli, sì. Ecco, quindi la brutta esperienza porta in realtà anche una solidarietà inaspettata, solidarietà dei vicini, solidarietà anche da altri comuni che hanno subito risposto al suo appello. Certamente sì, gente buona ce n'è tanta, sì. Ecco, avete sentito raid in appartamento, furti che non si placano, la storia di Valentina, e quindi noi abbiamo raccolto il suo appello. Grazie Luisa, con Simone Squarcina da Costabissara. Ma ormai ve lo stiamo raccontando, si ruba davvero di tutto. A Saonara sono stati rubati ben 40 kg di verze dall'orto sociale ed è scattata la denuncia. Mentre nella provincia di Padova si moltiplicano i furti di ogni genere, a Saonara i ladri hanno scelto un obiettivo insolito, un orto sociale gestito da 38 pensionati. Durante la notte tra sabato e domenica, ignoti si sono introdotti nel campo di via Palladio. A finire nel mirino dei ladri l'orto di un anziano al quale sono stati rubati ben 40 kg di verze, ormai pronte per essere raccolte. Il colpo, compiuto senza che nessuno si accorgesse di nulla, è stato scoperto dal proprietario la mattina successiva. L'uomo ha provveduto subito a denunciare l'accaduto ai
carabinieri di Legnaro, competenti per il territorio. L'assenza di un sistema di videosorveglianza nella zona rende però difficile risalire i responsabili. Gli orti sociali di Saonara, messi a disposizione dalla Fondazione Moscongazza, rappresentano un punto di incontro per molti pensionati del paese, un luogo di socialità e recupero delle tradizioni agricole locali. Stiamo pensando di mollare tutto, così il proprietario e la moglie derubati, amareggiati per tutte le ore di duro lavoro, soffiate via in una notte. L'auspicio è che resti un episodio isolato. Ritorniamo nel veneziano a Mestre, nella famigerata via Piave, possiamo utilizzare questo aggettivo, nuovo blitz delle forze dell'ordine. Sono state controllate circa 70 persone, 20 veicoli e un esercizio pubblico. Diverse sono state le segnalazioni. Blitz delle forze dell'ordine della polizia locale in via Piave a Mestre nella notte tra lunedì e martedì in un'operazione interforze ad alto impatto disposta dal questore di Venezia Gaetano Buonaccorso. Una denuncia è scattata per violazione a un foglio di via emesso per uno straniero che è tornato in comune nonostante il divieto. È un'operazione, diciamo, un servizio che viene organizzato con cadenza settimanale dalla Questura di Venezia, quindi sul piano tecnico è regolata da un'ordinanza del Questore di Venezia, vede il contributo di tutte le forze di polizia e segue le linee di indirizzo che emergono dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura. Il monitoraggio ha portato anche al fermo di un africano rincorso e bloccato dalla polizia locale in piazzetta San Francesco. Si era messo in fuga a bordo di un monopattino vedendo gli agenti arrivare. Con sé aveva della droga. I controlli continuano per garantire sicurezza ai cittadini. La finalità è proprio quella di prevenire e contrastare quella che è la criminalità appunto diffusa sul territorio e l'agire di quei soggetti che sono considerati socialmente pericolosi. Come si espleta? Diciamo con controlli mirati che hanno ad oggetto degli obiettivi che variano di volta in volta a seconda appunto delle esigenze che emergono e delle segnalazioni che vengono comunque costantemente monitorate dalle forze di polizia. Vi do conto adesso di una clamorosa operazione di sequestro avvenuta nelle scorse ore da parte dei carabinieri della CITES, la divisione dell'Arma che si occupa di tutelare il benessere degli animali e delle specie protette. Quello che vedete è un esemplare rarissimo di leone marino. I militari insieme al nucleo forestale hanno scoperto a Verona negli spazi esterni di un'azienda privata, pare all'interno di una sorta di roulotte, un esemplare maschio per l'appunto di leone marino rinvenuto all'interno del mezzo che era parcheggiato nel piazzale. Si tratta di un animale, lo vedete, di notevoli dimensioni ma soprattutto bisognoso di ampi spazi vitali e di un'apposita area esterna dove immergersi in acqua e che invece era detenuto in un mezzo del tutto inidoneo e impossibilitato a nuotare. I carabinieri hanno quindi proceduto alla denuncia del proprietario e di altre 2 persone per maltrattamento di animali, mentre il mammifero è stato affidato allo Zoo di Napoli, dove ora può finalmente godere di adeguati standard di benessere e di vita. Anche questo succede ed è successo a Verona. Noi rientriamo fra pochissimi istanti dalla pubblicità, ritorneremo a Muggia per quella donna che ha ucciso il figlio di 9 anni, abbiamo diversi aggiornamenti di cronaca e poi c'è il dibattito politico. I miei ospiti saranno Fabio Bui, candidato presidente per i Popolari per il Veneto, e Marco Della Pietra di Fratelli d'Italia. A fra poco. Di nuovo in diretta prosegue il racconto di questo giovedì a Nord-Est. Mi hanno raggiunto, li saluto e li ringrazio. Fabio Bui, candidato presidente per i Popolari per il Veneto. Dico bene, Bui? Buongiorno a tutti. Buongiorno Bui e buongiorno a Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, qui nelle vesti di candidato per Fratelli d'Italia. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti.
Allora, la notizia del giorno ci ha portato a Mugge, in provincia di Trieste. Ci siamo collegati con i nostri colleghi della redazione di Tele4, torneremo a farlo. Quella mamma di 55 anni di origini ucraine che ha sgozzato il figlio di 9 anni all'interno della propria abitazione. La tragedia ieri sera, sul posto gli uomini della squadra mobile e tutti i soccorritori. È stata una tragedia e non ci sono parole chiaramente per descriverla. La comunità è sotto shock, è stato osservato anche un minuto di silenzio in piazza. Fra poco torneremo a collegarci con Muggia, torneremo a farvi sentire le testimonianze raccolte sul posto, anche quella del parroco che ben conosceva la situazione familiare. Una situazione certo estrema, ma che magari racconta un disagio profondo, quello che appunto viene vissuto da tante famiglie. La cronaca è piena di riferimenti purtroppo negativi, e quindi chiedo ai due candidati che sono qui con me che cosa si può e si deve fare per tamponare quella che può essere definita un'emergenza sociale. Del resto tutti i candidati, mi pare anche lei Bui, sul sociale puntate parecchio, se non tutto. Sì, cosa si può fare? Guardate, contro queste drammatiche vicende, oggi il bimbo triestino, nei giorni scorsi altre cronache che hanno registrato tragedie, poco si può fare se non da parte di chi poi va a rappresentare le istituzioni intervenire sul sociale, con interventi di sostegno, che poi sono interventi di prevenzione al disagio e anche alla solitudine. Oggi occorre ancora capire i connotati e i motivi che stanno alla base di questa tragedia. Dobbiamo capire anche il disagio psichico di altre tragedie. E allora il sociale. Negli ultimi anni si è regredito nel sociale, mentre siamo eccellenza sicuramente nel sanitario, su questo non c'è dubbio. Dobbiamo riconsiderare il ruolo anche dei comuni, dare la possibilità ai sindaci, che sono il primo presidio territoriale, che conoscono le famiglie, di poter intervenire concretamente affinché queste persone vengano intercettate e vengano aiutate, supportate o eventualmente anche messe nelle condizioni di non nuocere. Il caso del Veronese, piuttosto che... Qui ci vogliono risorse, ma non solo risorse, ci vuole progettualità, perché il sociale è un intervento di prossimità, quindi che viene fatto dando la possibilità ai comuni, agli enti territoriali di poter operare, perché è lì nel territorio che si giocano poi queste conoscenze che sono preventive rispetto ai drammi che abbiamo avuto e registrato. Drammi che, va detto, vanno raccontati, approfonditi, valutati ciascuno per sé. Ogni storia è a sé, questo lo dico sempre, però poi gli interrogativi no, spesso sono generali e devono interrogare la politica, soprattutto alla vigilia di un appuntamento elettorale tanto importante come quello del 23-24 novembre. Della Pietra, sul sociale si può fare di più. Anche il candidato del centrodestra, Stefani, insomma, sul sociale ha puntato tutto. Sì, tutto è sicuramente migliorabile, ci mancherebbe anche altro, però ecco, in ordine soprattutto ai comuni, io credo che i comuni stiano facendo parecchio già adesso. Io sono sindaco da 10 anni di Spresiano e devo dire che situazioni borderline ho avuto modo di vederne diverse,
e chiaramente il Comune mette in campo tutte le risorse sia umane sia economiche possibili e immaginabili. Forse ecco, quando sento parlare di programmazione sì, sono d'accordo. Bisognerebbe ecco, che anche le progettualità che magari vengono finanziate dalla Regione a favore dei comuni e poi dopo nel momento in cui cominciano a funzionare queste progettualità qua se ne finanziano altre, ecco, questo è un po' un controsenso, ecco, secondo me. Noi ne abbiamo qui in provincia di Treviso, posso fare diversi esempi, non ultimo Famiglie in Rete, che da questo punto di vista è molto utile perché chi non aveva una situazione familiare agiata, chiamiamola così, dal punto di vista proprio della relazione, poteva, che ne so, andare i ragazzini che potevano andare a fare i compiti a casa di altre famiglie, per esempio, che li ospitavano. Sembra una banalità, ma è un progetto che ha portato a dei risultati grandiosi, anche perché la famiglia ospitante poteva diventare anche famiglia ospitata, quindi c'era una mutualità anche nella solidarietà che era molto interessante. Primi anni abbiamo ricevuto dei finanziamenti, poi dopo un paio d'anni abbiamo dovuto autofinanziarci, quindi forse ecco, si tratta di individuare i progetti chiaramente best practice da parte dei comuni e di incentivarli, di continuare ad aiutarli. E dandogli per esempio, scusa Sindaco, la possibilità di sapere prima su quali risorse possono contare, sì, non a posteriore, perché magari, poi te non riesci a fare programmazione. Magari assolutamente sì, magari tenendoci un piccolo margine, ecco, sul quale poi, sapete, noi poi dopo, allora sul sociale ci sarebbe da parlare per ore, perché noi paghiamo anche una quota per il sociale come comune, no? Certo. Io quando sono diventato sindaco pagavamo 280.000 euro, adesso siamo arrivati ben oltre i 450.000 euro annui, quindi ogni cittadino paga circa 35 euro di quota sociale pro capite per la parte sia solidale che per i servizi. Solo al comune. È un po' ampio l'argomento. Certo. No, quello che voglio dire è che comunque sì, vero che le istituzioni devono fare la propria parte, è vero quindi che il comune, come diceva il candidato Bui, è il primo baluardo, no? Di fronte al cittadino, però anche gli enti sovraordinati devono fare la loro. È vero che però dovremo cominciare anche a veicolare questo mutuo soccorso del quale parlavo prima e fare in modo che anche i cittadini denuncino certe situazioni, perché guardate, quando succedono queste cose qua e si sente dire la situazione era nota, non va proprio bene, no? E spesso capita che la gente, vuoi per paura, vuoi perché insomma c'è un approccio diverso rispetto magari a un tempo, ha anche paura di denunciare una situazione non proprio rosea ai servizi sociali piuttosto che a altre strutture. E io invece l'invito che faccio è quello che non abbiate paura, è meglio una denuncia a vuoto piuttosto che rischiare poi di trovarci con queste situazioni. Il nodo poi, sì, prego. No, che poi sia in questo campo, lo dico, sia nel campo anche dei furti e via dicendo, se vedete qualcuno di sospetto, è meglio farlo un colpo di telefono, perché altrimenti poi dopo si rischia di leccarsi le ferite dopo. Il nodo è anche quello, se non soprattutto quello delle risorse, Bui, no? Quando parliamo di sociale, di programmazione, si programma, voi siete entrambi sindaci, siete stati sindaci, Bui di Loreggia, si programma solo se si hanno risorse chiare, magari anche per un arco temporale prestabilito. Queste risorse possono essere trovate nelle piaghe del bilancio regionale che verrà anche da un aumento, anzi più che da un aumento, dall'introduzione dell'addizionale IRPEF? Perché questo è l'altro tormentone di queste settimane di campagna elettorale. Lei è favorevole o contrario? Allora, prima questione, non rifugiamoci sempre dietro al tema non ci sono i soldi. I soldi vanno di pari passo con le idee. C'è un'emergenza oggi come quelle che riscontriamo, è un'emergenza prioritaria rispetto anche al tema di oggi che sento dire, parliamo del sociale, facciamo più case di riposo. Più case di riposo, il candidato oggi, uno dei candidati dice sempre dobbiamo incentivare e costruire nuove RSA per gli anziani, sì, è anche quello un tema, ma oggi le cronache tutti i giorni ci dicono che l'emergenza, soprattutto giovanile, è un'emergenza di creazione della comunità
e la prevenzione si fa nella prossimità. E vengo subito alla sua domanda. L'IRPEF, chiunque di noi che si candida sa benissimo che dovrà essere introdotta, e sono anche convinto che i veneti accettano l'introduzione anche di questa nuova imposta se è chiaro fin dall'inizio come vengono spesi i soldi. I veneti non sono contro il pagamento delle tasse, però vogliono che alle tasse e al gettito corrispondano i servizi. Oggi purtroppo, perché c'è questa disaffezione e questa rabbia rispetto al tema delle tasse? Perché al gettito non corrispondono servizi efficienti. Quindi Pattichiari, amicizia lunga anche con l'elettorato. Amicizia lunga, si dice si deve dire a priori come vengono spese le risorse. Mi spingo ancora più in là. I veneti sarebbero disposti a pagare anche €1 in più di ticket se io garantisco la prestazione sanitaria di diagnostica, per esempio, quindi per l'abbattimento delle liste d'attesa nelle 24 ore e 48 ore successive. Chiaro che se gli dico che la visita di diagnostica per una patologia fra 4-5 mesi, se non l'anno successivo, quindi le ricadute si incalzano, delle tasse devono essere visibili. Devono essere visibili nell'efficienza dei servizi. Della Pietra, addizionale IRPEF, sì o no? Cominciamo da qui. Bisogna essere... Perché insomma sappiamo che all'interno del centrodestra ci sono più visioni su questo. Allora, quando le cose si dicono si devono dire fino in fondo però. Perché vedete, non è che cambia il Consiglio regionale, cambia la Giunta e si risolvono tutti i problemi in ordine alle liste d'attesa e via dicendo. Sicuramente sarebbe una programmazione anche lì e si cercherà sicuramente di prestare un servizio migliore. Ovviamente non si butta via tutto, non è che funzioni, che non funziona niente, no, quello che di buono c'è si tiene e poi si migliora, assolutamente sì. Però vedete, l'IRPEF, al netto che uno sia favorevole o contrario, sappiate già che il prossimo anno non sarà inserita, perché ahimè non abbiamo approvato il bilancio previsionale. Sì, questo per motivi tecnici. Però è giusto dirlo, perché dopo i motivi tecnici sono motivi tecnici. Uno dice va bene, il prossimo anno pago qualcosa in più e ho già più risorse. No, perché quest'anno si andrà ad approvare il bilancio previsionale probabilmente verso aprile-maggio, questi sono i tempi, convalida degli eletti a gennaio, tempo che ci si capisca, quindi si arriverà a metà anno e sapete che lavorando in dodicesimi non si possono introdurre nuove tassazioni né tantomeno variazioni di bilancio. E nel 2027? Quindi eventualmente si arriva al 2027, no, però è giusto dirlo, perché dopo uno dice ma scusate, mega detto così, no, non è vero, perché comunque si comincerà da dopo. Poi io sul discorso RSA avrei qualcosa da dire. Quindi perché effettivamente IRPEF, se il centrodestra vince, si aumenta. Non nell'immediato, ma quando sarà possibile farlo. Bisogna vederli i bilanci, leggere i bilanci. Io quando sono arrivato, lo dico perché non ho mica... quando sono arrivato in Comune di Spresiano, sono andato su all'ufficio, sono io l'assessore al bilancio, per cui sono andato sopra in ufficio e mi hanno detto qua l'unica cosa è aumentare l'addizionale IRPEF perché ci mancano 350.000 euro, non abbiamo i conti della regione chiaramente a Spresiano. Ho detto ferma tutto, blocca tutto, abbiamo bloccato tutto. E abbiamo fatto una revisione delle spese e un'ottimizzazione dei servizi e quindi si possono recuperare i soldi anche in altra maniera prima di aumentare le tasse. Quindi si può tagliare. No, devi ottimizzazione. Ma guarda, ci sono tante spese che si possono rivedere. Vorrei vedere anche la situazione creditoria della regione, perché per dire anche io col recupero dei crediti ho portato a casa parecchi soldi per il comune. Non è proprio così immediato, bisogna studiare. Io non sono per l'aumento delle tasse e neanche per l'introduzione di nuove tassazioni, se serve sì, però prima di arrivare vorrei vedere qual è la situazione, o no? Pensa che a Spresiano l'abbiamo anche tolta poi l'IRPEF, l'abbiamo messa a zero per 4-5 anni, per cui prima di dire sì, inseriamo la nuova tassazione, vediamo qual è la situazione. Io non la conosco, perché sennò sarei ipocrita a dirlo. È evidente che con l'addizionale IRPEF si incamererebbero subito 500 milioni di euro, più o meno quella è la cifra,
Però sappiamo che l'addizionale IRPEF per Zai è stata un tabù, no? Sì, vabbè, però anche lì... È stato un tabù che ha portato anche a questa situazione, che di dire, per esempio, che nei comuni qualche risorsa in più poteva essere trasferita, che per dire che alcuni settori meritavano più attenzione. Tema liste d'attesa. Per superare le liste d'attesa, per esempio, come possiamo fare? Innanzitutto io penso facendo lavorare i migliori professionisti che ci sono, il miglior personale sanitario che c'è, le migliori attrezzature di diagnostica, non 7-8 ore al giorno, ma 24 ore al giorno, come succede ovunque. Lì si sarebbero potute mettere altre risorse, perché al pretendere una maggiore presenza, un maggior lavoro, occorre fare dei progetti specifici finanziati dalla Regione, almeno per oggi riportare a zero in tempi rapidi quelle famose liste d'attesa che stanno a cuore ai cittadini. Come poter intervenire in maniera netta e chiara su quella parte di sicurezza idrogeologica, perché la sicurezza generale è competenza dello Stato, non della Regione, dove ci sono ampie parti dei territori ancora veneti scoperti e a rischio di alluvione. E rischio di alluvione che vuol dire oggi Confartigianato in un recente sondaggio che ha fatto tra i propri soci, cioè la preoccupazione soprattutto degli imprenditori per trovarsi da un momento all'altro perso tutto per il rischio idrogeologico, allagamenti anche alle attività produttive. Cominciamo a mettere delle risorse e dare certezze anche a questi cittadini, altrimenti corriamo sempre con l'alibi, non ci sono risorse. È un fatto riorganizzativo, come diceva il sindaco, sì, è un fatto riorganizzativo, ampia parte della sanità, ampia parte dei servizi infrastrutturali mancanti in questa regione, ampia parte del sociale mancante pressoché in maniera totale in questa regione, da parte della regione, non da parte dei comuni, ha bisogno di non dire sempre non ci sono soldi, ma mettiamoci assieme e riorganizziamo. Marco Della Pietra, ecco, quindi i soldi, se si vuole, si trovano. Lei però ha sempre visto la regione da fuori, comunque dall'osservatorio privilegiato di un municipio, di un comune. Lei dov'è che andrebbe a incidere, a ottimizzare? Ma guardate che, ripeto, quando io sono abituato così, quando non conosco una cosa me la devo studiare, la devo vedere e devo... E poi arrivo alla... Cioè anche la regione del Veneto ha i suoi carrozzoni, le chiedo. Sì, a elencare i problemi, sono capaci tutti, trovare le soluzioni che è la cosa interessante, quindi io sono abituato così, sono pragmatico da questo punto di vista qua, quindi sicuramente ci sarà un lavoro di riorganizzazione e di... spending review. Ma per forza, ma è la prima cosa da fare, credo, perché le tasse non piacciono a nessuno, al netto che io sono pienamente d'accordo col fatto che se pago un po' di più e ho il servizio, ci mancherebbe altro, va benissimo. Però ecco, prima bisogna analizzare bene la situazione, poi sapete bene anche che ci sarà un grosso cambiamento, perché al netto del non più diciamo l'uomo solo al comando con il monocolore, no? E già lì avrai sicuramente una parte di democrazia più elevata rispetto magari a prima. Attenzione, non fa riferimento a Luca Zaia, insomma, se hai capolista di quella Lega, comunque se hai alleata, un po', no? Benissimo, sì, ma cosa c'entra? Non è mica quello il discorso, dico ok, ma tra alleati, insomma, se c'è un confronto rispetto a una monodirezione, credo che sia... Quindi finora il dibattito, mi pare di capire, è stato poco democratico, lei dice. Io dico che sarà più democratico, sarà stato democratico anche, però capite bene che se alzano la mano in 40 e alzano la mano in 5 dall'altra parte è difficile che si possa dirla propria. Sicuramente da questo punto di vista qua ci sarà una nuova era, ma ci sarà anche in ordine a diverse figure apicali della regione
perché anche lì ci saranno diversi dipendenti storici. Dirigenti. Poi ci saranno anche tutto un discorso di nomine che andranno riviste, per cui non mettiamo il carro davanti ai buoi, ecco, questo è quello che dico. Poi dopo, se ci sarà da aumentare, io credo che insomma... Quindi mi pare di capire, lei non ha pregiudiziali, anche perché dice si apre una nuova stagione. Sarà davvero una nuova stagione, Bui? È una nuova stagione per gli equilibri, lo diceva bene il sindaco, per gli equilibri che ci saranno in regione. Io dalle premesse ho paura che sia una stagione di conflittualità. Treviso dei giorni scorsi insegna la conflittualità. Oggi la battaglia non sembra più legata a chi vincerà le elezioni, alla battaglia alle due corazzate principali, Manildo contro Stefani. Le elezioni oggi si stanno giocando tra Lega e Fratelli d'Italia. Quindi lei dice, si rischia di passare dall'uomo solo al comando, parafrasando Della Pietra, al Vietnam politico. Io ho paura che ci sia un'ampia parte di questa legislatura che si giocherà proprio nella conflittualità totale tra i partiti di maggioranza. Così, insomma, preconizza Bui, sarà così, perché questa conflittualità la stiamo vedendo a Treviso, tra l'altro ci sono due assessori di Fratelli d'Italia in questo momento congelate, si attende l'incontro Mario Conte e Luca De Carlo programmato tra venerdì e sabato. Sono state le prove generali Treviso è la prova generale, il segnale di quello che succederà dopo, e nella spartizione dei posti degli assessorati, nella spartizione dei posti di secondo livello. Guarda, non vorrei essere facile profeta, ma lo stiamo vedendo. Ma Della Pietra, c'è da preoccuparsi allora? No, io vorrei sapere su che basi si fonda una teoria del genere. Cioè, a Treviso sapete cosa è successo? Perché parlare di assessorati, parlare di spartizioni, mi pare francamente fuori luogo se paragonato a quello che è successo a Treviso. A Treviso è successo che un esponente di Fratelli d'Italia ha detto alcune cose. Fabio Crea. E mi pare che la situazione anche personale tra i due attori di questa cosa non sia proprio rosea, se andiamo a vedere tutto quanto. Quindi no? tra Fabio Crea e Mario Conte. Allora è una cosa personale, il nostro coordinatore regionale Luca De Carlo mi pare che abbia ben sintetizzato quella che è la posizione del partito. Poi dopo Conte, che insomma, adesso li conosco entrambi, gli attori, e hanno entrambi un carattere piuttosto deciso. Conte ha fatto questa cosa qua, che voglio dire, sì, è più una narrazione che non un provvedimento serio, perché non è che posso dirti bene ti congelo le deleghe o ce le hai o non ce le hai, posso evitare... È un bluff? Non è un bluff, però è un modo per alzare un po' la voce, però secondo me, guardate, sta cosa qua è una cosa che può capitare e che ci sta. Magari è capitata nel periodo peggiore, perché adesso si strumentalizza sta cosa, ma di fatto non mi pare che Treviso sia successo, ci siano crisi di giunta, sta andando avanti, è finita che sia. In realtà però Treviso può essere invece l'esempio di com'era prima la regione, se vogliamo, perché a Treviso la situazione è simile. Fratelli d'Italia non è decisiva, non è l'ago della bilancia, esattamente come non lo era in regione, per cui forse se devo dare una lettura, la lettura è proprio contraria, e io credo che assolutamente faccia parte, tutta l'altra cosa faccia parte di un periodo elettorale che è tosto, un periodo elettorale di una campagna elettorale che è una cosa che non si è mai vista, perché in un mese 150 candidati qui in provincia di Treviso che si danno battaglia ogni giorno, e che ci sta, perché alla fine su 150 c'è una questione personale, non traiamone, ma secondo me conseguenze assolutamente politiche. Bui scuote un po' la testa. No, non sono convinto sia una questione personale, ma lo vedremo. Guardi, entro dicembre, perché dopo ci sarà
finita la campagna elettorale ci saranno tutti i provvedimenti istruttori per l'insediamento del prossimo Consiglio, per l'insediamento della Giunta. Lo vedremo subito se c'è questa pace tra Lega e Forza Italia o non ci sarà e ci sarà conflittualità. Io penso, vedendo e girando oggi tutte le province del Veneto, la battaglia la si sta giocando dentro a questi due partiti per la premiership in regione. Benissimo, perché quando si corre per una competizione c'è contesa, è ovvio, però poi la vedremo nel momento in cui ci saranno da fare le scelte concrete. Allora là non si può più sminuire gli episodi come quelli di Treviso, ma altri, in questa anche in altre realtà. Che realtà. ruolo può avere, le chiedo proprio in 10 secondi, Popolari per il Veneto? Noi entriamo in consiglio comunale, in consiglio regionale, per determinare anche un modo nuovo di interpretare la politica, quella dei contenuti in chiave veneta. Noi vogliamo essere un partito veneto che risponde ai veneti, ai bisogni dei veneti. Abbiamo un modello per dare un modello ai cittadini veneti, quello della Volkspartei in Trentino, un movimento di rappresentanza delle istanze venete. Che sta al centro. Non contro i partiti, ma diversi dai partiti, per rappresentare i cittadini. Allora, un minuto di pubblicità, poi rientriamo sempre con Della Pietra e Bui. Vi riporto a Muggia e dovrei riuscire a darvi anche degli aggiornamenti sul vernissage della mostra al Museo di Santa Caterina, mostra evento con Van Gogh, Picasso, Cézanne a Treviso. A fra poco. Di nuovo in diretta siamo con Fabio Bui, candidato presidente Popolari per il Veneto, Marco Della Pietra, candidato per Fratelli d'Italia. Abbiamo parlato del sociale, di questa priorità al sociale, espressione che abbiamo sentito tante volte in questa campagna elettorale che sta volgendo al termine. Abbiamo parlato di risorse, di addizionale IRPEF, abbiamo poi parlato anche dello scontro, delle tensioni comunque latenti tra Fratelli d'Italia e Lega, che sono in parte deflagrate in comune a Treviso. Molto interessante la presa di posizione di Marco Della Pietra, che dice è una questione personale quella tra Fabio Crea e Mario Conte. Insomma, staremo a vedere. Prima di chiudere il dibattito elettorale però non possiamo non ritornare a Muggia, in provincia di Trieste, per il fatto che ha sconvolto non solo la città giuliana ma tutta Italia, la mamma che ieri sera ha ucciso il proprio figlioletto di 9 anni. I nostri colleghi sono riusciti a intercettare il parroco di Muggia. Beh, chiamarla famiglia è un po' azzardato, ecco, no? C'è sicuramente dei legami, però da tanto tempo deteriorati e segnati da una profonda fragilità, ecco, sicuramente un po' da tutte le parti. La mamma sicuramente l'ho conosciuta, l'ho vista tante volte, veniva da me in ufficio tante volte a chiedermi un aiuto per il lavoro, per l'abitazione, ma come ho già detto anche rispondendo ad altre domande, oggi rendendosi benissimo conto che non era quello il problema, ecco, no? C'era bisogno di un aiuto dal punto di vista di accompagnamento più che psicologico, ecco, di una grande fragilità interiore e mentale. Il papà anche lo conosco chiaramente. Torniamo in diretta, queste le parole del parroco, la sofferenza e il dolore di Muggia non potrebbe essere altrimenti, ma è riuscita a collegarsi, sarà un collegamento rapido ma molto significativo. Lina Paronetto con Marco Goldin dal Museo di Santa Caterina per la mostra evento. Lina, buongiorno.
Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, naturalmente passiamo a un argomento di tutt'altro genere rispetto a quello che stavi trattando. Siamo qui con Marco Goldin, che ringraziamo, curatore di questa mostra evento, appena finita l'illustrazione, con insomma, le prime sensazioni da parte non solo dei giornalisti ma delle persone che erano presenti molto positive, e abbiamo sentito anche tutti gli attori di questo grande progetto per Treviso soddisfatti. Beh sì, è sempre un piacere che venga riconosciuto il lavoro, c'è qui dentro un grande lavoro ovviamente, ci sono tanti capolavori. Sì, le prime impressioni sono state estremamente positive, sono felice anche che le rappresentanti del Museo di Toledo abbiano molto apprezzato e quindi diciamo che si parte bene, felici. Senta, lei ha spiegato il percorso da Picasso a Van Gogh, che sembra una contraddizione in termini quantomeno cronologici. Di sicuro è un'occasione per vedere delle opere che non vengono prestate facilmente da parte di questo museo americano. Sì, intanto ricordo, per dire la qualità di questo museo, che il Toledo Museum of Art ha ricevuto il premio in questo 2025 per il miglior museo americano. È una collezione straordinaria che nasce dall'amore di un industriale del vetro tra la fine dell'Ottocento e i primi 2 decenni e mezzo del Novecento. Aveva iniziato come collezionista di arte olandese, da Rembrandt agli altri, del Seicento, e poi ha costruito questa collezione fantastica di arte di 8 e Novecento, sia europea e americana. È un museo che non presta praticamente mai, quindi è l'occasione giusta per venire a Treviso, veramente un po' da tutta Italia, ma non solo. Ecco, un'ultima velocissima battuta, possiamo pensare che sia l'inizio di un percorso qui a Treviso? Beh, dunque deve essere, se non ricordo male, la terza volta che ricomincio il mio percorso a Treviso, quindi non si può mai dire mai, come si dice, però insomma è una cosa un po' a intermittenza la mia vita con le mostre a Treviso. No? A parte gli scherzi, è chiaro che una mostra di questo genere, per essere seguita da qualcosa d'altro, deve avere una qualità come questa, insomma, ecco. Vedremo. Grazie infinite a Marco Goldin, curatore della mostra. Con Michele Zanetti restituiamo la linea. Grazie Elina Paronetto, doveroso aprire questa finestra su una mostra evento molto attesa dalla città. Vediamo se l'arte porterà pace tra i contendenti, tra Fratelli d'Italia e Lega. Vediamo se l'arte porterà gente a Treviso e porterà i negozianti a essere contenti, porterà i ristoranti pieni, porterà gli alberghi pieni. Dei due contendenti francamente, insomma, adesso non riconduciamo tutta questa cosa qua, perché sarebbe davvero sminuente nei confronti di una città che merita una mostra del genere. Io mi ricordo la prima mostra di Picasso, ero giovanissimo, io ero ancora spero neanche cosa fosse la politica probabilmente, e mi ricordo che siamo andati a vedere, c'era anche, mi ricordo una ballerina di De Gaio, ho sta cosa in testa, che c'era una scultura tra l'altro proprio all'inizio della mostra, e abbiamo avuto un disastro di gente che ne parlava tutta Italia e anche oltre. Cioè, queste sono cose. Pensate che c'è stato anche chi l'ha allontanato Goldin, perché c'è stato un periodo, se vi ricordate, che invece no, dai, come fai? Ma solo a sapere che abbiamo queste opere qua. E in politica però c'è anche l'arte della sopravvivenza, non solo in politica, e la partita della sopravvivenza a Bui è collegata a quella dell'astensionismo. Ieri Mattarella ha usato toni netti parlando di astensionismo davanti ai sindaci dell'Anci. È uno spauracchio questo. Sì, ma questa tendenza si perpetuerà se la politica sarà sempre meno collegata al pianeta Terra. I cittadini sono disillusi se noi non diamo risposte concrete ai loro bisogni. Allora sta a noi riportare, parlando a loro, parlando dei loro bisogni, la gente al voto. Se il Veneto, terra abituata a votare con plebisciti, almeno all'80%, c'era un giornale qualche settimana fa che citava le elezioni del 1980, allora, quando votò il 79,8%, e diceva dobbiamo interrogarci sulle cause di questa disaffezione al voto, perché non si era raggiunto il muro degli 80%. Correva l'anno?
nel 1980 e guardate che stavolta se andiamo sotto il 50% o rimaniamo poco sopra è il fallimento di questa classe politica che ha amministrato questa regione negli ultimi anni. Vuol dire che si è scollegata dal pianeta Terra. Sarebbe davvero un fallimento. Io non sono d'accordo con questa analisi però, cioè non parliamo di fallimento, perché altrimenti i comuni che non sono andati oltre il 50% nelle ultime tornate elettorali significherebbe che è la politica in generale, non delle persone. Ma non è vero, però sai, la politica la fanno le persone, cioè il punto è anche quello, quindi secondo me ci sono una serie di fattori che hanno allontanato e sicuramente siamo anche in una società diversa rispetto a quella dell'80, sono passati 45 anni, c'è stata gente che ha dato la vita per arrivare ad avere il diritto di voto, ma se vogliamo andare sempre a ritroso dobbiamo anche fare i calcoli con una società che è progredita, non sempre è progredita nel verso giusto probabilmente, specie per quanto riguarda la parte valoriale, e quindi bisognerebbe ricominciare a insegnare ai giovani cosa significhi avere il diritto di voto, cosa significhi poter votare, perché poi dopo non si vota ma ci si lamenta, e allora io, quelli che non vanno a votare, direi benissimo, chi non va a votare però il giorno dopo non deve neanche lamentarsi, perché vedete, dare sempre la colpa agli altri non va bene, mettiamoci in gioco allora, cominciamo a... 20 secondi, ma chiudo con lei. non dobbiamo dare la colpa agli altri, dobbiamo porci il problema. Siamo stati oggi noi esempio concreto nelle azioni che abbiamo fatto per ridare fiducia ai cittadini. Se non vanno a votare non è sempre colpa dei cittadini, è colpa probabilmente anche nostra, che non siamo più performanti rispetto al messaggio che stiamo dando. Ma te ne dico una, ha mai senso oggi vedere campagne elettorali milionarie nel momento in cui la gente non riesce... perché quando c'erano i finanziamenti dei partiti invece stavano tutti quanti non riesce, ma la gente, appunto, infatti, proprio perché quando c'era il finanziamento pubblico in partiti è stato uno dei problemi. Ma le campagne elettorali uno se le paga anche, voglio dire, non è che io me la sto pagando, non è che me la stia pagando il partito. Anch'io me la sto pagando, infatti, e allora ognuno se la paga come crede. Cioè, mi pare un discorso un po' troppo populista. Io credo che comunque, chi è che mi ha votato a me? Ma ha votato i cittadini. E allora è colpa mia. Un tema sarà probabilmente il tema da qui ai prossimi mesi. Ma io sono convinto che sia importante andare a votare, non sto mica dicendo di no, però neanche che sia sempre la classe dirigente perché è un po' tutto il sistema. Deve essere un'autocritica collettiva, diciamo così. Grazie Marco Della Pietra, Fratelli d'Italia, grazie Fabio Bui, Popolari per il Veneto, buon rush finale, in bocca al lupo a entrambi. Grazie. Noi ritorniamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno, grazie alla regia di Tony Esposito, Alberto Pivetta. Subito dopo la sigla c'è il meteo e poi il film alle 16:15. Rimanete su Antenna 3, buon proseguimento.